Siamo con l'amministratore delegato di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, Giuseppe Bortolussi, e reduce da una conferenza stampa molto interessante dove sono state sviluppate le nuove iniziative di Interporto, Ferrovia e anche altre iniziative. È stata una cosa molto interessante che sentivo da tempo e che ha portato a questo tipo di risultato. Primo, abbiamo chiarito molto bene il concetto di terminal ferroviario, dove si scambia il ferro, cioè il treno, con la gomma che è il camion, di cui ne abbiamo veramente la necessità, visto l'intasamento che ha la modalità di trasporto oggi principalmente con il camion. Dall'altro, lo sviluppo delle varie attività che in Interporto si stanno insediando, fra le quali un importante operatore della logistica e della trasportistica, qual è la Codognotto SPA. A tutto questo si deve aggiungere il fatto che sembra che da un lato le aziende stiano ancora affrontando i temi che la crisi ha posto e dall'altro, grazie a investimenti oculati, a un ragionamento da farsi sul futuro, le stesse aziende hanno visto invece decollare nuove iniziative, fatturati e la cosa sorprendente è anche occupazione. Oggi, l'ho detto in altre sedi, siamo più di 710 persone all'interno di Interporto per circa una settantina di aziende e la stessa Codognotto ha appena assunto 5 persone, 5 ragazzi che li ha anche stabilizzati definitivamente. Tempi per la ferrovia? I tempi per la ferrovia sono, cominciando i lavori con i primi di gennaio qui del 2017, entro il 2017, massimo inizio 2018, avremo il terminal di 750 metri standard europeo con la predisposizione alla stazione elementare, vuol dire stazione principale merci, entro praticamente breve. Questo breve vuol dire nell'estate 2017 potremo già far funzionare i treni.